Musica e talenti agrigentini, il cantautore Gianluca Mazzarella pubblica il suo primo album, Sud. Il cantautore agrigentino Gianluca Mazzarella ha pubblicato il primo album, si tratta di Sud. La genesi di tale lavoro discografico? Ma Sud è un album che raccoglie le canzoni che ho scritto negli ultimi anni e, come il titolo recita, è una dedica accurata alla mia terra, la Sicilia, che mi ha visto partire quando ero piccolino e che però è sempre rimasta nel mio cuore. Quindi è un Sud inteso non solo come punto cardinale, ma come viaggio di ritorno, come direzione. Scrivo canzoni da quando avevo 15 anni e nel corso degli anni mi sono reso conto che qualsiasi cosa scrivevo poi mi riportava sempre a parlare di ciò che avevo lasciato in Sicilia. E quindi ecco, questo continuo tornare a Sud ha fatto sì che poi il riferimento, il leitmotiv dell'album, sebbene poi i pezzi contengano degli stili anche differenti, poi fosse sempre quello. Quindi un filo conduttore che in qualche modo ha caratterizzato tutta la produzione e che mi ha fatto venire in mente appunto che questa dedica fosse spontanea, fosse piena d'amore, piena di emozione per Agrigento e per la Sicilia. Ti affiancano dei musicisti per delle esibizioni live? Allora, l'album è stato quasi interamente arrangiato dal maestro Domenico Petrella. Non abbiamo ancora fatto delle date live qui ad Agrigento, ma spero che possano essere messe in cantiere al più presto. Spero soprattutto che tutto il materiale che è disponibile sulle varie piattaforme, su Spotify, su YouTube, venga ascoltato il più possibile. In conclusione, l'album dov'è reperibile? Allora, è reperibile sulle varie piattaforme, su Spotify, sul mio sito web gianlucamazzarella.it, sulla mia pagina Facebook, su YouTube e in particolare c'è un pezzo dell'album che vorrei venisse in qualche modo preso in considerazione, si chiama Moviti K ed è una canzone scritta, cantata, pensata in siciliano. È una canzone che parla appunto diciamo che può essere letta su due piani differenti. Il primo è una dichiarazione, una richiesta di un innamorato alla sua innamorata di rimanere, di non andarsene. È un altro piano di lettura, è sicuramente quello invece inteso come ritorno, come dicevo all'inizio, quindi muoviti qua, la terra che non viene mai ascoltata, che dice a chi se ne va rimani, non te ne andare perché tu sei il mio sale, sei il mio senso. Questa è un po' la mia storia, la storia di molte persone che se ne vanno e non sempre ritornano. Di questo pezzo, che fra l'altro è stato selezionato come canzone finalista del premio Pierangelo Bertoli a Modena quest'anno, stiamo realizzando un video che sarà presto disponibile online. Senza Dio non posso più campare, un tenere un favore e di ca.